Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento numero 2 di questo 2023 con il nostro oroscopo insieme a Radio.0, insieme a me, Maria, anche oggi carica e pronta, anche perché è lunedì, oggi si ricomincia per davvero, come si suol dire. Pronti quindi anche voi a capire un po' come andrà la giornata? Partiamo subito che andiamo a scoprire come passeranno le prossime ore per i nostri 12 segni. Ariete, eccoci da voi, giornata che sarà amichevole nei vostri confronti, quindi si inizia bene. Talento e forza realizzatrice garantiscono infatti risultati incoraggianti nel lavoro ma anche nelle finanze. L'energia poi stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa come piace a voi per iniziare al meglio. Toro, per voi un po' meno tranquillo questo lunedì, ricomparsa inaspettata infatti di un ex fiamma, la diffidenza è forte, ma se l'intuito vi suggerisce di lasciare aperto uno spiraglio, seguitelo, potrebbe non avere tutti i torti. Il pronto intervento di un caro amico che ha a cuore le vostre sorti assicura un riscontro tangibile, quindi siete tutti abbastanza d'accordo. E siamo dai nostri gemelli, lunedì per voi che non offre così grandi slanci o emozioni, ma che in compenso comunque vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare. Voi iniziate riflessivi, come già avevamo capito, muovetevi assecondando i bisogni del corpo, non sentitevi in colpa se per stanchezza declinate un invito, partite con tranquillità. Cancro, supportata da Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore quindi in questo primo lunedì dell'anno. Un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi anche per chi intende mettere su famiglia. Iniziate voi con tante idee in testa. Leone, sui problemi materiali e i disagi di rapporto trionfa la saggezza che arriva dal cuore. Rapido successo lavorativo anche grazie alle tante risorse che avete. Creatività e gratificazioni professionali inoltre giocano un ruolo decisivo per innalzare il vostro umore. Ne gioverà anche chi vi è intorno. Vergine, anche per voi una giornata eccellente, in particolare per avanzare richieste, proposte per stipulare contratti o per pianificare viaggi di studio o di lavoro. Il successo è assicurato se partite già ben organizzati e per tempo. Vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente pure le vostre motivazioni per arrivare dritti all'obiettivo. Per i nostri bilancia c'è la nostalgia ad accompagnarvi per una storia passata che vi esorta a temporeggiare per i sentimenti. Fino a quando il campo infatti non sarà sgombro non c'è spazio per un nuovo amore, per nuove emozioni. Sarete particolarmente efficienti comunque nei compiti di routine, una cosa che vi tranquillizza. Le vostre capacità organizzative infatti vengono alla luce in questo inizio anno. Scorpione, anche per voi c'è la luna in Toro, ma nonostante l'alleanza con Nettuno che la rende un po' meno aggressiva in queste prime giornate dell'anno, lei punta il dito sui vostri difetti, impulsività e incoerenza in particolare, dovete un po' smussare gli spigoli, previste incomprensioni con i superiori sul lavoro, aggirabili comunque con un atteggiamento conciliante e diplomatico, dovete ritrovare un equilibrio tra le tante cose. Sagittario, e per voi si preannunciano buone opportunità negli studi e negli affari. Mettete in campo quindi le vostre migliori risorse come intelligenza ed entusiasmo che di sicuro non vi mancano. Una meta sia geografica che professionale è a portata di mano, perlomeno la vostra. Con l'ottimismo che vi spiana la strada potete andare sul sicuro. Per i nostri Capricorno c'è la luna complice, armonica, con disponibilità e buon umore che quindi si stabilizzano per voi. Momento tranquillo vivacizzato da piacevoli sorprese, quel pizzico di pepe che mette in moto le vostre giornate. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, ma anche una cena con gli amici, pochi ma buoni, quelle cose che vi fanno bene al cuore. Acquario, voi siete tipi da botta e risposta. Agli strali quindi lanciati dalla luna Saturno, causa i cali di energia, rispondete modificando i piani e non prendete troppo sul serio il vostro malumore, è solo passeggero, poi andrà via via scemando. Dispute e preoccupazioni si infiltrano tra i vostri pensieri, entrano velocemente, conciliate sogno e realtà, presente e passato, così ritrovate anche una certa stabilità. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, oggi accompagnati da logica e buon senso, amici. Sono i vostri antidoti contro alti e bassi dei rapporti. Motivazione e grinta concentrati su studi e finanze, quindi dovete cercare di bilanciare un po' il tutto. Nella crescita spirituale gli amici svolgono un ruolo decisivo, come giusto che sia. Intuito e creatività sono i vostri cavalli di battaglia, dovete solo imparare ad utilizzarli al meglio e dovete farlo subito. Ed è tutto quindi anche per questo primo lunedì dell'anno con il nostro oroscopo. Noi come sempre ritorniamo domani per accompagnare una nuova giornata e vi aspettiamo. Un saluto a tutti amici, un buon inizio settimana e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0